Il cibo è fondamentale nella pittura di Dalì. Il pane, la carne e le ossa, il maiale, le uova fritte, i fagioli, le ciliegie e l'uva sono elementi che si ripetono continuamente nella sua opera. La nuova età surrealista del cannibalismo degli oggetti giustifica questa conclusione. La bellezza sarà commestibile o non sarà. Nell'estetica delle forme molli e dure, le uova fritte si oppongono al pane come gli orologi molli agli scogli di Cadaqués. L'uovo simboleggia la nascita, ma le uova fritte, per Dalì, evocano i suoi ricordi prenatali. Nel paradiso intrauterino tutto era piacere, incanto. Per me, ai miei occhi, la visione più splendida, più impressionante, era quella di un paio di uova fritte in un tegame. Le uova che vedevo prima di nascere erano grandiose, fosforescenti e molto dettagliate in tutti gli anfratti dei loro albumi.